Poi ti sposi, ti fanno credere che è un'idea tua, che ti è venuta a te. Perché a te non ti vengono, però è innaturale come idea per un uomo, però te lo fanno credere tutti, anche gli amici bastardi. Dai, sposati, facciamo una festa. A te ti rimane festa. Festa, dai, te sei il più sburone. Festa, io il più sburone. Ed è bellissimo. Dici, dai, sono sburone. Facciamo la festa. Lei ride quel giorno lì, ride. E ti dici, cazzo ci ride? Ride, sì. Ride e ti guardi, guarda che culo che ti fai, poverino. È la festa, tua festa proprio. Io non volevo sposarmi. Io lo dico sempre, non volevo. Poi i miei amici hanno tanto insistito. Vedi, cattive compagnie. Sono sposato. Infatti ho fatto una festa bellissima, fino alle 5 di mattina salutavo tutti, grazie di essere venuto, grazie di essere venuto. Vado da una, grazie signorina, anche lei fino a quest'ora qui. Lei si è girata e mi ha fatto, io sono tua moglie e sto qui. E non va più a casa, sta lì. E vivere con una donna ti accorgi nel corso degli anni della tua vita che vivi con un essere superiore. E quindi te poverino la prendi nei denti tutti i giorni, costantemente. È così. Poi finché vai a lavorare, stai fuori dalle balle 10 ore, ma quando arrivi alla pensione, 24 ore su 24 con la belva, che non vedeva l'ora. E te puoi fare quello che vuoi. Te sei lì, seduto sul divano, guardi la TV, lei arriva, sempre a guardare la televisione, eh? Spegni, ti alzi, sciabatta. Vado in bagno, fai pure la pipì sull'asce. Perché è così, eh? Anche gli spazi sono organizzati da lei in casa. Il bagno è un emblema fondamentale. Se avete 2 bagni non c'è problema, perché il bagno dell'uomo è quello di servizio, dove c'è la lavatrice, le ciabatte rotte, la cascetta del gatto, i panni stesi. Là perché te fai la pipì sull'asce e fai puzza, lei invece fa le camionate di violette. Non importa stare a sindacare, no. Ma lo spazio lo decide lei. Se invece avete un bagno solo, lì te ne accorgi, perché sopra la specchiera c'hai quei mobiletti normali, così, che il 75% è roba di lei, il 25% è roba tua, e in quel 25% lei, guardandoti negli occhi e ridendo, dice, ci metto un pacchetto di cotonelle struccanti, tanto te, cazzo te ne fai di questo posto? Infatti io la mia roba la tengo tutta quanta in una borsina della cooperativa, dentro al comodino. E quando vado in bagno la mattina mia moglie mi fa, te frega mica di casino, eh? Che casino vuoi che faccia? Non c'ho niente.